La legge 68 è una legge di grande civiltà, rende l'Italia migliore di moltissimi altri stati in Europa e nel mondo, però ha bisogno di essere aggiornata, alla luce di tre fattori. Il primo è un cambio proprio dello stato sociale ed economico in cui la nostra nazione da oggi deve interrogarsi di come accompagnerà i più fragili e le loro famiglie. Il secondo dato è che attorno ai servizi alla persona c'è un mercato del lavoro che è diverso da tutti gli altri. Il terzo è che qui in Veneto accadono cose straordinarie. Le imprese sono estremamente disponibili ad assumere, tanto che le percentuali delle imprese che sono fuori, dall'obbligo sono anche quelle che stanno assumendo senza appunto avere alcun tipo di beneficio o di obbligatorietà, e questo è un segno positivo. Ma non è sufficiente, abbiamo bisogno di migliorare l'accompagnamento delle persone con l'aiuto di tutti, con i consulenti del lavoro, con le agenzie per il lavoro, non solo con i centri per l'impiego che devono fare da coordinamento.